Forse ci sarà meno assortimento di quello che, ahimè, da un certo lato, da un certo punto di vista, era abituato ad avere il consumatore. Il Covid ha cambiato anche il rito dei saldi estivi, che inizieranno sabato 2 luglio per concludersi il 31 agosto. Meno assortimento, sottolinea il presidente di Federmoda Treviso, perché con la pandemia tanti negozi hanno diminuito gli ordini in magazzino. Questo significa che avremo anche saldi meno convenienti? No, io non credo che cambierà sostanzialmente la politica delle percentuali di saldo. Che inizieranno con prezzi tagliati dal 20 al 50% per poi concludersi con gli extra sconti di fine agosto, anche quest'anno per dare un po' di ossigeno ai bilanci di tanti negozi. Arrivano dopo 5 mesi difficili, i primi 3 mesi dell'anno sono stati mesi con dei segni ancora negativi, aprile e maggio finalmente si è invertita la tendenza, quindi le aspettative sono quelle di un saldo che continui questa inversione di tendenza e sia un saldo che faccia un po' da spartiacque tra ciò che abbiamo passato e ciò che speriamo di intravedere nel futuro. Siamo molto lontani dai numeri come dire, prima della pandemia, pre-pandemici, però ci sono tutta una serie di segnali che fanno pensare bene. Ottimismo ma anche realismo in un mondo che è cambiato partendo dal commercio elettronico e che sta cambiando ancora con una nuova tendenza. C'è una rivalutazione del negozio fisico, non lo diciamo noi, ma dicono tutte le indagini, anche quelle società che indagano l'e-commerce dicono oggi che se vuoi essere performante in quel canale di vendita dovresti avere un punto fisico, perché è la somma dei due che diventa vincente. Insomma, un settore, quello del commercio, in costante evoluzione. Basti pensare che da oggi scatta l'obbligo per tutti gli esercenti, pena sanzione, di accettare il pagamento elettronico. Ma in questo mondo che si evolve costantemente, per Pomini comunque ha ancora un senso parlare di saldi. Se non altro perché è il consumatore finale che considera il saldo ancora un brand importante, la dimostrazione è quella che vedremo, clima permettendo, perché questo caldo non agevolerà sicuramente, ma vedremo comunque in afflusso in città molto diverso di quello che abbiamo visto in queste settimane.